Stamattina a Mamoiada hanno premiato i vincitori della 32esima edizione del premio di poesia Sant'Antoni de Suvocu, uno dei premi più longevi in Sardegna, cresciuto nel tempo grazie all'impegno del segretario storico, il poeta Salvatore Ladu, e a una giuria di grande spessore guidata sin dalla prima edizione dal poeta nuorese Giovanni Piga. Sono 33 anni di attività, sono 33 anni molto importanti, perché si parla di una tematica, quella della poesia, che è un linguaggio universale. Un premio che è diventato un appuntamento atteso dai poeti di tutta la Sardegna, che anche quest'anno hanno partecipato numerosi. In preparazione il libro del trentennale che raccoglie i vincitori delle precedenti edizioni. Un doveroso riconoscimento a tutti quelli che negli anni si sono cimentati con la propria espressività e sensibilità nel raccontare quelle che sono le visioni, le prospettive di ognuno, che però poi sono condivise, come abbiamo detto prima, a livello universale. I vincitori di questa edizione sono Ignazio Porcheddu di Posada con la poesia Sa vida e sa morte, Vittoria Anna Perotto di Alghero con la poesia Desamparo different, Angelo Maria Ardu di Flussio con la poesia Comparer de Magasinu, Teresa Mele di Mamoiada con la poesia Salim Besamama.